Sono ore d'angoscia per i familiari di un trentenne di Venezia di cui non si hanno più notizie da ieri sera. L'uomo da alcune settimane si era trasferito a Gemona del Friuli per impegni lavorativi. Appassionato di escursioni, il giovane il lunedì non lavora e aveva detto ai colleghi di voler salire sul monte Chiampon. Solitamente il veneziano chiamava i familiari che ieri, non sentendono, hanno lanciato l'allarme chiamando i carabinieri di Gemona del Friuli, che a loro volta hanno allertato le squadre del soccorso alpino di Udine assieme a quelle della Guardia di Finanza. Sin da ieri sera sono iniziate le ricerche con le torce attraverso i principali sentieri che conducono al Chiampon e al vicino Monte Quarnan attraverso Sella Foredor fino alle 3 del mattino. Le perlustrazioni sono riprese stamani all'alba con rinforzi, in totale una ventina di persone e con l'aiuto dell'elicottero della Protezione Civile e con l'unità cinofila della Guardia di Finanza. Visto che al momento non vi è la certezza che il trentenne si sia recato proprio sul monte Chiampon, i soccorsi stanno coprendo tutta l'area prealpina soprastante Gemona del Friuli.